Si è tenuto nei giorni scorsi il convegno dal titolo Come abbattere i costi energetici delle imprese. L'incontro, organizzato da Confartigianato e Imprese Vicenza, ha fatto luce sul tema dell'autoconsumo per cercare di contrastare il caro energia anche attraverso la costituzione di comunità energetiche. Ai microfoni di Impresa Diretta il responsabile area energia di Confartigianato Vicenza, Loris Rui. Nel recentissimo studio che Confartigianato Vicenza ha attivato in collaborazione con il CAIM abbiamo avuto l'occasione di riscontrare numeri significativi di imprese e microimprese che hanno spazi a disposizione, soprattutto coperture, quindi tetti, dove al momento non sono posizionati impianti fotovoltaici. Ci troviamo quindi di fronte a numeri veramente impressionanti di imprese che potrebbero veramente risolvere il problema dei costi energetici, o meglio una parte del problema dei costi energetici, installando ad esempio pannelli fotovoltaici. Da questo punto di vista l'iniziativa che oggi abbiamo presentato, che ci porta alle comunità energetiche e soprattutto è dedicata al tema dell'autoconsumo, è l'iniziativa giusta probabilmente per aiutare queste microimprese. Come Confartigianato Vicenza e come CAIM siamo qui e intendiamo aiutare le imprese a fare questa scelta, aiutandoli a valutare la sostenibilità economica per questo intervento, ma anche per poter dimostrare che si può fare, si può ridurre i costi, ma si può fare soprattutto interventi di sostenibilità ambientale nelle piccole imprese. E abbiamo raccolto anche una testimonianza aziendale in materia di autoconsumo. Sentiamo il punto di vista di Luca Borinato, imprenditore del settore automazioni. Il nostro processo di autoconsumo ha portato anche a sganciarci dalle fonti energetiche fossili. Non abbiamo più adesso il riscaldamento a gas, abbiamo installato degli impianti di riscaldamento e raffrescamento elettrici. Questo porta a un evidente risparmio di costi per l'azienda, a un investimento che tutto sommato adesso con i costi che ci sono adesso per l'elettricità si ammortizzerà in 2 anni e mezzo circa. Quindi per noi è stato assolutamente strategico sia da un punto di vista ambientale che anche proprio operativo per l'azienda. L'idea della comunità energetica effettivamente è molto interessante, soprattutto perché grazie al CAIM si riesce poi a contrattare migliormente la parte di energia venduta, quindi magari anche scontare delle tariffe migliori per la vendita dell'energia prodotta, quindi quella non consumata. Come stanno affrontando le banche il tema della sostenibilità? Lo abbiamo chiesto a Massimo Teruzzi, specialista innovazione Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. La sostenibilità è diventata per tutti un fattore importante e futuribile, no? Per Intesa è estremamente importante perché lo ha inserito nel suo piano di impresa di questo quadriennio. È diventato un leitmotiv che deve accompagnare le aziende nella progressione, nello sviluppo futuro, perché in fondo sostenibilità vuol dire sviluppo durevole nel tempo a tutte le dimensioni, aziende di grandi, aziende di piccole dimensioni. Vuol dire prestare attenzione all'ambito in cui si lavora, dal punto di vista ambientale, ma non solo, sociale e anche di governance, in sostanza di tutto il dipendenti, tutta la struttura che ci lavora attorno. Questo è un fattore che ormai è acclarato, che fa diventare l'azienda più profittevole, migliore e soprattutto più durevole nel tempo. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.